Buongiorno, benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Oggi sono qui con Raffaella, la mia modella per un giorno. Vi lascio al tutorial realizzato su di lei e vi aspetto presto un altro video. Ciao! Inizio subito con un primer e lo stendo su tutta la palpebra. Applico questo ombretto in crema opaco per creare la base del trucco che eseguiremo. Sfumo leggermente, poi il bordo esterno dell'occhio lo sfumo con due colori e faccio un mix per creare un gradiente morbido. Ok. Inizio a stratificare il marrone nella parte centrale dell'occhio, creando proprio l'effetto smokey eye. Porto leggermente il colore anche nella parte inferiore dell'occhio. Se cade un po' di fallout non c'è problema, lo togliamo con un pennello grande, la base la facciamo dopo. Riempio con una matita per sopracciglia il contorno delle sopracciglia di Raffaella. Aggiungo un punto luce assolutamente opaco. Piego le ciglia. E prima di mettere il mascara stendo questa matita nera a lunga durata. Applico la prima passata di mascara. E siccome Raffaella non si fidava per mettere le ciglia finte, le applico queste fibre e le riblocco con il mascara. Applico il correttore, cercando di non andare troppo su per non rovinare la sfumatura già fatta. E poi fondotinta. Fisso tutto il fondotinta con una cipria scaldo l'incarnato di Raffaella con un bronzer abbastanza caldo per richiamare il colore dei capelli. Applico questo gloss non contenta, intensifico il punto interno dell'occhio con un ombretto leggermente satinato e utilizzo lo stesso ombretto nell'arco di Cupido, negli zigomi alti per creare i punti luce. E questo è il trucco finito. Io spero che questo ennesimo look vi sia piaciuto, vi mando un grande saluto, un grande bacio e al prossimo video. Ciao!